Allora, per il Trissino è venuto Andrea Tognetti, primo tempo che forse vi è sfuggito, secondo tempo veramente eccezionale, sia per tenacia, temperamento, costanza, voglia di far vedere che c'è il Trissino. Sì, intanto buonasera a tutti. Il primo tempo magari non ci aspettavamo che partissero così forti loro, anche se sapevamo che era una squadra preparata, quella squadra che vuole salire. Poi il secondo tempo ci siamo parlati in spogliatoio, come è successo in altre partite, siamo rientrati con un'altra mentalità e con un'altra voglia di vincere. Certo, e l'avete fatta vedere, evidentemente il mister vi ha dato quelle indicazioni, possesso palla e via in velocità. Insomma, sembrava che se ci fossero stati altri un paio di minuti forse si poteva quasi riagguantare il risultato. Sì, sapevamo, noi siamo una squadra giovane, puntiamo tanto sulla velocità e la rapidità, abbiamo una panchina lunga anche, possiamo giocare tutti, quindi alla lunga magari un po' ci ha dato quel vantaggio che potevamo sfruttare meglio sicuramente perché abbiamo avuto tante occasioni. Siete contenti della partenza del campionato rispetto a Coppa Italia, insomma? Sì, nella Coppa Italia avevamo un gruppo nuovo, dovevamo ancora formarci, giocare tutti insieme, non avevamo ancora giocato. E adesso in campionato ci stiamo riprendendo, siamo partiti bene e andremo avanti a lavorare così. Benissimo, io ti ringrazio, in bocca al lupo per le prossime gare e a risentirsi. Grazie.